Ciao ragazze e ragazzi, al live non è la D'Urso, ovviamente in studio c'è Morgan. Barbara di certo non se l'è fatto scappare. Barbara manda in onda diverse clip di Morgan che riassumono tutto quello che è successo a Sanremo, dalla lite con Burgo fino alla squalifica. Morgan poi canta il suo testo integrale della nuova versione della canzone con le parole poco carine rivolte a Bugo. Come si suol dire, gliele ha cantate. Se non conoscete i fatti, sul mio canale trovate diversi video, quindi andateli a vedere. Continuiamo. Dopo aver esposto la sua verità, Sgarbi prende le sue difese. Sgarbi si schiera dalla parte di Morgan. Chi è questo Bugo? Chiede. Non lo conosco, pertanto insiste nel vederlo. Ed ecco la battuta poco gradita da Barbara. Sembra un coq puntini puntini omane. Non lo conosco, fatemelo sentire cantare, afferma Sgarbi. Morgan e Sgarbi sembrano andare d'amore e d'accordo, tanto che scherzano anche pesantemente su Bugo e sulla squalifica al festival. Ma Barbara proprio non ci sta, io mi dissocio, e fa capire a Sgarbi che deve scusarsi proprio con Bugo. Ma Sgarbi non si scompone più di tanto e sempre scherzando conclude: anche io sembro un coq puntini puntini omane, e non lo sono, anzi se incontro la coq si eccita lei. E con quest'altra battutaccia infelice si conclude qui il siparietto Morgan-Sgarbi. Da che parte vi schierate? Morgan o Bugo? Chi dice la verità tra i due? Commentate pure. Io adesso vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!